1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Benvenuti al secondo speciale, tutto dedicato alla finalissima di Miss Topolini 2010. La vincitrice è Carolina Pizzicari, la nostra nuova Miss Topolini, eletta sabato nella finalissima del concorso che si è svolta in Piazza Unità d'Italia a Trieste sul palco di Serestate. Occhi e capelli scuri, 1,72 m d'altezza, Carolina studia al liceo Carducci e ha sbaragliato con grinta e determinazione le altre 15 finaliste. Gli Ultra Bullets, inseriti nella serata grazie all'enorme successo di fan sul web, hanno presentato tra i brani anche una canzone dedicata proprio a Miss Topolini. E ancora sul palco la sfilata del negozio Modital, l'esibizione dei due campioni di danze latinoamericani Luca Coccolet e Emanuela Lazzaro, e poi passerella in intimo di Golden Point, e ancora una nuova uscita in costume per le aspiranti reginette. Entusiasmo e divertimento tra il pubblico con Pino e gli Anticorpi, comici resi noti da programmi televisivi molto conosciuti come Scherzi a parte, Zelig e Colorado Café. A chiudere la serata, prima delle premiazioni, la sfilata dello stilista Tiziano Picogna con una modella d'eccezione, la campionessa di tuffi Noemi Bacchi, appena rientrata da Budapest dove ha conquistato l'argento dei campionati europei. Nel corso della serata hanno sfilato anche i finalisti della prima edizione di Mister Topolini 2010. Al terzo posto si piazza Serena Burato, 22 anni, anche lei studentessa, con la fascia di Miss Cine City. Seconda classificata dell'edizione 2010 con la fascia di Miss Radio Vasco è Claudia Ciotola, 18 anni, studentessa. La fascia di Miss Il Piccolo, per la ragazza che ha ricevuto più tagliandi, usciti con le pagine dedicate al concorso nelle scorse settimane, è Giulia Giberna, 20 anni, che ha ricevuto, oltre a diversi premi, anche una speciale targa offerta dal giornale. E poi la fascia di Miss Deichmann Web, invece, è stata consegnata alla ragazza più cliccata sul sito www.misstopolini.it, Sabrina De Carlo. La fascia di Miss Golden Point è andata poi a Ilaria Fontana, un titolo che premia in particolare la prestanza fisica e il portamento. Now all Beyoncé's